Jesolo conferma il suo impegno come città cardioprotetta. Dopo la copertura capillare del territorio, grazie alla rete di circa 100 defibrillatori automatici, ora il progetto si digitalizza grazie ad una mappa interattiva consultabile sul sito web del comune attraverso PC, smartphone e tablet e che consente di individuare tutti i punti DAE presenti in città. Attraverso il sito della città di Jesolo è possibile andare a individuare su tutto il nostro territorio dove sono collocati questi defibrillatori, ne abbiamo piazzati 100, è estremamente semplice interagire, quindi una Jesolo che è sempre più cardioprotetta, siamo la prima spiaggia in Italia come cardioprotezione. È un motivo veramente di grande orgoglio e un ringraziamento va dato anche e soprattutto a tutte le forze imprenditoriali e anche agli enti sovracomunali che con noi hanno partecipato a questo. Ringrazio appunto l'ASL 4, Veneto Chioschi, e effettivamente stiamo andando verso una direzione che è molto importante, quindi una Jesolo che dà sicurezza e anche salute sia ai propri cittadini ma anche ai turisti, e quindi questo è veramente motivo di grande vanto. La macchina fa un'autodiagnosi e nel momento in cui riscontra il fattore defibrillato, il cuore defibrillato meglio, ti dice bene, effettua la scarica. Solo in quel momento, altrimenti non fa assolutamente nulla. Il ragionamento è che l'operatore non deve solo applicare le piastre e seguire quelle che sono le indicazioni di macchina, ma deve fare una rianimazione cardiopolmonare, quindi col massaggio cardiaco, con le insufflazioni. Questo è quello che serve e questo è il messaggio che adesso io mi rendo conto che il territorio ha recepito. Tante anche le persone formate all'utilizzo di questa strumentazione. Ecco, questa è una cosa veramente molto importante perché effettivamente c'è un'attenzione da parte della cittadinanza, da parte degli imprenditori, e questo è qualcosa di veramente importantissimo. Avere dei volontari, decine e decine di persone che nella nostra città si mettono a disposizione degli altri e quindi prendono a cuore la salute di turisti e cittadini, è qualcosa veramente che ci riempie di orgoglio.